ormai dicevo il sole è tramontato, abbiamo deciso di fare l'ultimo giro. Esatto. Perché Agostini ormai ci ha preso gusto, ha detto vabbè dai. E questo video partirà proprio da qui, buona visione. Quindi adesso Sor Agostini girerà col mio casco con la GoPro montata, Anche Massa, e vedremo come guida Manuel. e anche Alonso. Andiamo? Devo tenere una mascherina, ma non posso toglierla. Puoi toglierla, anche tu puoi toglierla. Prima la GoPro. Un po' tanto stretto. Vabbè, invece bianco largo. Stretto? No, ti è giusto. Ti è giusto, fidati. Come ti fa aprire qua, Manuel? Sì, tira, spingi. Devi mettere dentro qualcosa qua? Sì, lo sai. Se ciao te lo portassi in carta. Sei pronto? Passa il mondo. Dammi quello con manco benzina così io. Sei brio. Esatto. Dammi un po' di zavorra. Ascolta, stammi davanti così ti faccio un po' di video. Ok, li vedete sul monitor lì esterno. Lo che vedi. 4 muia, 9 io. 4 muia. Sì, 4. Direi amo passione GoPro. Manuel, fammi sognare. Fai il giro intanto per riscaldare le gomme e dopo accelera a manetta. Quindi la benzina. Adesso provo a mettermi anche a pesce un po'. Guardiamo attentamente cosa mi hanno appena fatto. Ma io voglio dire, siamo all'interno delle prove libere. Non è una gara, non è un trofeo, non è un campionato, non ci stiamo giocando assolutamente niente. È la prima volta per entrambi. Perché reputi il motorsport come una partita di curling? Brad Gushu, this is Ollie Scott, run back, try, bang the yellow, come back, red onto yellow, finish! Are you kidding me?
Non è che per sorpassarmi devi fare così, mi butti via e te diventi leader. Assolutamente no. Ragazzi, non interpretate così il motorsport. Il motorsport come sorpasso deve essere affiancato. Ad esempio, se io sto già iniziando la mia curva e ho già inserito il volante, le ruote puntano già la curva, non mi puoi speronare da dietro anche a metà o direttamente da dietro, che è il tamponamento, che è una cosa, tentato omicidio, come lo posso definire? Quindi se magari c'è un pilota più veloce di un altro, il pilota più veloce tenterà il sorpasso all'interno. All'esterno, che è ancora più bello, è più emozionante. Ma ragazzi, non tamponiamoci, proviamo solo a pensare una cosa: se il go-kart fosse stato nostro di proprietà, se fosse un kart da competizione, ci sarebbero stati diversi danni. Prendiamo l'ipotesi estrema, ok? In Formula 1 una macchina urta l'altra, il primo elemento che va a toccare è l'appendice davanti, ok? L'alettone anteriore, e sono migliaia di euro. Immaginatevi se un pilota, Gilles Villeneuve ragionava così, ma poi ha saputo adattarsi e diventare meno dannoso per la Ferrari. Però tornando a noi, se un pilota va a toccare un altro pilota che lo precede e distrugge l'alettone anteriore, è gara finita quasi sicuramente, migliaia di euro, safety car per perdite di carbonio in pista, quindi piloti anche che rischiano di forare la gomma perché pestano il carbonio che gli taglia la gomma, quindi una successione di cose negative che non devono esserci. Quindi vediamo la realtà del motorsport come dire: faccio un bel sorpasso e mi godo il sorpasso. Ok, io vedo un pilota più lento, cerco di sorpassarlo, mi godo anch'io il sorpasso, dico wow, ho fatto un bel sorpasso. Quindi ragazzi, mi raccomando, se andate ancora in pista go-kart, moto, vi fate ancora più male, occhio, non tamponate nessuno perché volete sorpassarlo, anche se siete più veloci, cercate il sorpasso, perché prima o poi ci riuscirete. Lì avevamo 10 minuti di prove libere, 10 minuti in cui girare attorno sulla pista ed eravamo appena partiti. Ci sarebbero stati 10 minuti, 15 giri, se si gira 40 secondi a giro, quindi 10 minuti sono 600 secondi, 600 diviso 40 secondi a giro fa 15, ovvero 15 opportunità di sorpassarsi. Perché bisogna trovarsi al primo episodio, bam, toccarsi e andare fuori? Vada fratelli, ho sfornato tutto fratelli, ho sfornato tutto fratelli. Che tra l'altro il giro precedente, dalla telecamera mia che Agu indossa non si vede, ma il giro precedente è stato un urto, cioè in rettilineo mi ha toccato, piuttosto di uscire dalla traiettoria ed appaiarsi, no, mi tocca e mi giro, gli faccio capire, lo guardo, oh, che stai a fa? Quindi ragazzi, per piacere, usiamo la sportività, dai, ci si fa del male. Ok, sono delle semplici prove a tempo, però l'agonismo in me non manca mai e ho deciso di ripartire subito e andare a inseguirlo. Le opzioni erano due: o restituire il favore, però ho detto oh, dai, non sono così vendicativo, non voglio fare una cosa del genere, e quindi ho detto tentiamo il sorpasso, se sono in grado di prenderlo, e gli provo il sorpasso affiancato, appunto per fargli vedere guarda che il sorpasso va fatto così.
Sono finiti 10 minuti. Purtroppo la persona che mi ha urtato e mi ha mandato fuori strada ed ero al suo inseguimento non sono riuscito a prenderla, ma stavo guadagnando decimo. Sei rientrato bene però, Riccardo Agostini, direi che per oggi abbiamo dato tutto. Tutto. Chioggia Kart promossa. Strapromossa. È una pista che non ti lascia un minimo di respiro. Sì. Se il video ti è piaciuto, quindi lascia un bel Mi piace, condividi, iscriviti al canale. ok, condividi con qualche tuo amico, amica che come te piace i go-kart e il motorsport. E dopo queste due meraviglie che stanno passando, Io direi ci vediamo in un prossimo video. Da Johnny 3 è tutto, e anche da Riccardo Agostini. Ago elegante latino. Arrivederci. Al prossimo video. Dai che andiamo! Sempre!